mura di Gerico stanno cadendo, le mura stanno cadendo, più una vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo, stanno cadendo, tutte le muraglie stanno Le cadendo. mura di Gerico, le mura di Gerico Stanno cadendo. Adoriamo il tuo nome, Gesù. Alleluia. Alleluia. Sai quello che sto vedendo questo tempo? Che adesso nell'accampamento, le canzoni che cantavo, io vedevo sempre che dicevo Dio farà l'impossibile, io farà le muraglie cadere, le stanno cadendo le mura. Penso che hanno cantato 3 o 4 canzoni che parlavano di questo, che le mura crolleranno, che le mura crolleranno. Io penso che è proprio questo che Dio vuole fare in questa chiesa, perché quando le mura sono cadute di Gerico, il sovrannaturale si è visto, è nata la promessa. E Dio dice che grandi cose stanno arrivando in questa chiesa. E per chi succeda questo, noi dobbiamo far cadere ogni mura che si è alzato. Quindi per la fede noi alzeremo la nostra voce, dichiareremo che queste mura cadranno per terra, le mura della freddezza, le mura del cuore di pietra, le mura che ti impediscono di sentire questa gloria, questa presenza, quello che ci muove dentro, quello che ci trasforma dentro, perché c'è qualcosa di sovrannaturale per succedere. C'è qualcosa di sovrannaturale per succedere nella tua vita, in questa chiesa, nella tua casa, nel nome di Gesù. Io ti invito a cantare in questo momento. Io ti invito ad adorare il Signore. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, si manifesterà. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Di nuovo, Yahweh, si sente la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno arrivando. Inizia. Si sente oggi qui, si sente la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno arrivando. Inizia il soprannaturale.
giustizia, di eterno regnerà il Re. Lui tornerà per governare le nazioni. Ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. La Chiesa dichiara che ruggisca il leone. Ruggisca il leone e la terra sopra i troni di giustizia, di eterno regnerà il Re. Lui tornerà per governare le nazioni. Hanno sopra il trono di giustizia, di eterno regnerà il Re. Lui tornerà per governare le nazioni. Il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù.
crediamo in te, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo re in Sion, in te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo re in Sion, in te c'è la nostra speranza, grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo re in Sion, in te c'è grande Dio. Che il cielo serrato si apra, che venga il tuo re in Sion, in te c'è la nostra speranza, grande Dio. Noi vogliamo la tua presenza, noi vogliamo la tua presenza, la tua presenza, noi vogliamo la tua presenza, tua presenza. È il desiderio del mio cuore. Alleluia. Alleluia. Oh. Alleluia. Noi vogliamo la tua presenza. Alleluia. Vogliamo la tua presenza. Scendi nei nostri cuori con la tua fiamma. Battezzaci, Signore. Battezzaci con fuoco, con gloria. Battezzaci i nostri cuori, Signore. I nostri cuori brucia. I nostri cuori brucia, Signore. Oh! È il desiderio dei nostri cuori. Ravvivaci, ravvivaci, Signore. Battezzaci con la tua fiamma. Oh! La tua chiesa riunita, solo popolo e un solo cuore. Aspettiamo la tua promessa. Posso sentire il tuo vento all'improvviso, lingue come fuoco caderò sul popolo, e che cadano adesso anche qui all'improvviso, lingue come fuoco. Tu che credi? Caderò sul popolo, e che cadano adesso anche qui, yeah. E quando il cielo si unirà alla terra, e quando tua gloria riempirà la casa, lingue di fuoco scenderà, e quando il cielo si unirà alla terra, un nuovo
sul cuore, Signore, brucia, brucia. Battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco. La Chiesa canta. Con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria. E quando il cielo si unirà alla terra, uno e quando la tua gloria riempirà la casa, lingue di fuoco scenderà. E quando il cielo si unirà alla terra, un nuovo sole si sentirà. E quando la tua gloria riempirà la casa, lingue di fuoco scenderà. Battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco. Solo la Chiesa. Battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, battezzaci, ravvivaci con fuoco, battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci. Battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria, Battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, Signore. Guarisce le nostre ferite, guarisce la nostra anima, Signore. Togli via tutta la depressione, tutta l'ansietà, oh Padre, tutta l'angoscia. Battezzaci i nostri cuori con fuoco e gloria, Padre. Crediamo nella tua presenza, crediamo
sei qui, Padre, crediamo che tu sei qui, eterno. Chiesa è piena della tua gloria, Gesù. Ti desideriamo, ti vogliamo qui. Sei tutto ciò che noi desideriamo. Il tuo fuoco e la tua gloria. Yeshua è tra di noi. Yeshua è tra di noi. Presenza di Dio questa sera in questo luogo. Hai potuto sentire la presenza, hai potuto sentire la forza dello Spirito Santo questa sera in mezzo a noi. Amen. Questa danza profetica che è stata fatta qua davanti è stato... Mi veniva voglia di uscire a ballare insieme a loro oggi. Dio ha agito e ha agito in un modo grande fino a questo momento, in questa serata. E credo che continuerà a agire fino alla fine di questo culto. Ma come è stato detto, per tutti i giorni del Fusion Camp non si fermerà questa sera. Dio continuerà a agire domani, e lunedì, e martedì. Ed ogni giorno della nostra vita quando noi cerchiamo la sua presenza. Amen. Io ti invito a sederti. Aprire la tua Bibbia nel versetto che ha accompagnato i nostri giovani e i nostri adolescenti negli ultimi 3 giorni. Romani capitolo 13, versetto 11. Amen. Romani 13, 11. Questa mattina ho già avuto l'onore, veramente l'onore di ministrare nell'ultimo giorno del nostro camp
che, come è stato detto, ciò che è successo lì in questo luogo continuerà ogni giorno della vostra vita, ma ufficialmente il camp non è finito questa mattina. Quindi lo dico a me stesso prima che mi dimentichi, magari dopo, perché prima della fine di questa serata scopriremo anche il vincitore, la squadra vincitrice del Fusion Camp, tra i gialli o gli azzurri. Contatevi già quanti sono qua della vostra squadra per vedere quanti punti in più avete fatto nel bonus della serata. A me in Romani capitolo 13 versetto 11 dice così: e questo dobbiamo fare sapendo che il momento è cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza c'è più vicina di quando abbiamo creduto. Signore Gesù, io ti chiedo questa sera, Padre, che tu possa ministrare una parola che tocchi i cuori di ogni persona in questa stanza. Tu sai quello che hai preparato per questa serata, tu sai che senza di te questo messaggio non può arrivare al cuore di nessuno di noi. Ma Gesù, io ho visto e ho sentito come tu hai già preparato un terreno dall'inizio di questa celebrazione. E io sono sicuro, Padre, che tu hai qualcosa da fare nella vita di ognuno di noi ancora questa sera. Che attraverso la tua parola oggi persone possano vivere una vera trasformazione per la tua gloria e per il tuo onore. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Il nostro camp aveva come titolo Wake Up. Svegliati. Non è che adesso ogni frase che diciamo facciamo Dì alla persona vicino a te, scrolla la persona vicino a te se non l'hai già fatto e digli svegliati. Svegliati, Giordano, digli a Bruno, vecchio, svegliati. Questo è quello che è stato predicato e questo è quello che è stato vissuto in questi 3 giorni dai nostri giovani, dai nostri teens, ma il messaggio di risveglio che Gesù ha non è soltanto per i giovani e per i teens. Il messaggio di risveglio che Gesù ha è per tutto il suo popolo, è per tutti i suoi figli, è per tutta la sua chiesa. E io questa sera voglio parlare di qualcosa di cui magari ho già accennato stamattina, ma diciamo che quella di questa sera è l'amministrazione di stamattina 2.0, no? Non perché sia più bella, ma perché è aumentata per tutta la Chiesa. Perché c'è bisogno di un risveglio. C'è bisogno di un risveglio perché qualcuno sta dormendo. Questa è una cosa logica, no? Se c'è bisogno di un risveglio è perché qualcuno sta dormendo. E ci sono 2 tipi di persone che dormono, secondo quello che ci rivela la parola di Dio. Un tipo di persone che dorme, e forse ci sono 2 tipi di persone che dormono anche qua in questa chiesa. Ma un tipo di persone che dorme è quello che l'Apostolo Paolo cita nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, dal versetto 4 al 6. Paolo dice così: ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia da sorprendervi come un ladro. Perché voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Qua sta parlando ai credenti, ai fedeli della chiesa di Salonico, no? Di Tessalonica. Versetto 6, però Paolo continua dicendo così: non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Chi sono questi altri? Se quelli della luce, se quelli che erano svegli sono i credenti, sono i cristiani, quegli altri sono quelli che non sono cristiani, sono quelli che non credono in Dio,
oppure sono quelli che sono molto lontani dalla fede. Quindi c'è questo primo tipo di persone che dormono, che sono quelle che sono lontane da Dio. Sono quelle che magari non hanno mai conosciuto Dio, sono quelle che magari non riconoscono in Dio il loro Padre e che non riconoscono in Gesù il Signore e il Salvatore della loro vita. E poi c'è il secondo tipo di persone che dormono. E abbiamo un esempio in Atti degli Apostoli del capitolo 20, è un esempio che ho citato anche stamattina. In questo capitolo della Bibbia noi vediamo l'Apostolo Paolo che si reca nei suoi viaggi missionari in una città che si chiama Troas. Paolo sta predicando in questa città dentro una casa a più piani. E finché Paolo predica c'è un ragazzo, un giovane che si chiama Eutico, che significa fortunato. Pensate che fortunato che è questo ragazzo, che sale fino al terzo piano della casa per ascoltare Paolo predicare. Solo che probabilmente o la predicazione di Paolo non gli stava piacendo, o magari non gli piaceva proprio Paolo. Insomma, la Bibbia ci dice soltanto che Paolo ha predicato un sacco di tempo e durante la predica Eutico si era messo su una finestra, non sul davanzale di una finestra, si era seduto lì a cavalcioni della finestra, no? E finché Paolo predicava Eutico si addormenta e casca dal terzo piano della finestra, al terzo piano della casa, cadendo a terra, morto, spiaccicato per terra. Questo è il secondo tipo di persone che dormono. E è differente dal primo tipo di persone che dormono, no? Perché Eutico dov'era? Era in chiesa. A quel tempo non c'erano le chiese come abbiamo qua oggi, questo tempio con le pareti e tutto il resto, no? Con le luci e con John che suona. A quel tempo i templi dei cristiani erano le case, c'era la sinagoga dove si andava comunque a ascoltare la parola, ma era in casa che si facevano i culti, no? Quelli che noi inizieremo a breve per la gloria di Dio. Un altro no. Era in casa che si facevano queste celebrazioni e Paolo stava predicando in questa casa e Eutico era in questa casa, Eutico era in chiesa, ma in chiesa stava dormendo. Ma vi dico una cosa, se Eutico si fosse seduto sulla sedia e si fosse addormentato sulla sedia, vabbè, si sarebbe perso la benedizione della predica di Paolo. Tutto qua. Però Eutico si è seduto sulla finestra. Questo ci fa capire che Eutico non era posizionato come cristiano. La posizione che Eutico aveva preso era una posizione completamente sbagliata. E per questo motivo, addormentandosi, è morto. La Bibbia ci parla molto spesso del dormire spirituale che porta alla morte spirituale. In Efesini al capitolo 5, il versetto 14, Paolo scrive: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti. Svegliati tu che dormi, risorgi dai morti. Il dormire e il morire sono la stessa cosa quando si parla da un punto di vista spirituale, o quantomeno il dormire può portare alla morte spirituale. Mi piace tanto, sto leggendo in questi giorni e se non l'avete mai letto io vi consiglio spassionatamente, quando avete terminato la vostra lettura della Bibbia, cominciate a leggere un libro che si chiama Il pellegrinaggio del cristiano. È il secondo libro più venduto della storia dell'umanità e io lo sto leggendo in questi giorni a Benjamin prima di dormire. Forse Benjamin non ha proprio l'età ancora, ma va bene addestrarli fin da subito, no? Ma è un libro molto bello e molto semplice, spiega la teologia della Bibbia in un modo così semplice che anche un bambino di 9-10 anni riuscirebbe a comprenderla. Se non avete mai letto questo libro, è un libro meraviglioso, vi consiglio, scaricatevelo, compratelo, leggete questo libro. E in questo libro John Bunyan, che è lo scrittore, il teologo che ha scritto questo libro, racconta di come questo cristiano che all'inizio si chiamava senza grazia e col passare del tempo è diventato cristiano, compie il suo viaggio dalla città della distruzione fino alla città celeste, al monte di Sion.
È molto bello perché ci sono tutti incontri, ovviamente non voglio spoilerarvi, voglio che leggiate questo libro, ma fa tutti incontri, passa per tutte città, situazioni che ognuno di noi come cristiani passiamo dalla nostra camminata cristiana. Soltanto che proprio all'inizio di questo libro mi piace che John Bunyan fa passare questo cristiano dalla porta stretta. Sapete, vi ricordate quella porta stretta che Gesù diceva, no? Passate dunque per la porta stretta. Vi ricordate? Perché stretta è la porta e angusta è la via, e stretta è la via che porta alla salvezza. E questa porta stretta in questo pellegrinaggio del cristiano non è alla fine del percorso, è proprio all'inizio del percorso. E quando si è passati dalla porta stretta, lì comincia la via che è angusta, la via che è un po' difficile, no? E questo cristiano passa dalla porta stretta e cammina un po' finché a un certo punto non incontra 3 soggetti, 3 persone che stanno dormendo. E stanno dormendo con delle catene ai piedi. Questi 3 si chiamano: uno semplice, uno pigrizia, uno presunzione. Stanno dormendo con delle catene ai piedi, non possono muoversi di lì, e il cristiano cerca di svegliarli, gli dice: no, cosa fate? State dormendo, ma dovete continuare sulla strada. Ma loro non vogliono saperne di svegliarsi, vogliono continuare a dormire. E il cristiano gli dice: svegliatevi, perché se dormite sarà facile per il leone venire a sbranarvi. È molto bella questa illustrazione che John Bunyan fa per farci capire come anche quando siamo passati dalla porta stretta, anche quando abbiamo imboccato il cammino della salvezza, è possibile che noi cristiani ci addormentiamo. E quando noi ci addormentiamo, anche se abbiamo imboccato questo cammino, anche se abbiamo conosciuto Gesù come il nostro Signore, anche se crediamo che Lui è il nostro Salvatore, anche se sappiamo che dobbiamo arrivare lassù in cielo, quando ci addormentiamo delle catene ci tengono a terra, delle catene ci prendono. Perché noi ci addormentiamo? Ci sono tanti motivi per i quali noi ci possiamo addormentare. Tanti di questi li possiamo anche trovare nella parola di Dio. Nella parola di Dio vediamo tanti grandi uomini, non piccoli uomini, tanti grandi uomini di Dio che si sono addormentati. E ognuno di loro si è addormentato per prendersi una pausa. Sansone è un altro di cui abbiamo parlato stamattina. Se vi ricordate Sansone, quello che era super forte, no? Lui era un nazireo, aveva fatto un voto di nazireato. Lui non poteva tagliarsi i capelli, non poteva bere il vino, non poteva fare determinate cose, no? Non poteva sposarsi con una persona di un'altra nazione. E lui è andato a sposarsi proprio con una Filistea, la nazione nemica del popolo di Israele. E questa Filistea giustamente ha scoperto il segreto della sua forza, gli ha tagliato i capelli. Tutti conoscete la storia di Sansone, no? Lui ha perso la sua forza, per tagliargli i capelli lei lo ha fatto addormentare. Una volta che Sansone si è addormentato, lei gli ha tagliato i capelli, lui ha perso la forza e è stato preso dall'esercito nemico. E perché, come mai è successo tutto questo? Perché Sansone non ce la faceva più delle restrizioni che aveva come figlio di Dio. Io non posso fare questo, io sono nazireo, non posso fare questo, non posso fare quello, non posso mettermi con questa bella ragazza filistea. Sono stufo di queste restrizioni che l'essere cristiano porta alla mia vita. E allora che cosa faccio? Mi prendo una pausa da questo. Mi prendo una pausa dalle restrizioni che Dio mi dà. Mi prendo una pausa dai comandamenti che Dio mi dà. Mi prendo una pausa dalla legge morale che Dio mi dà. E comincio a vivere nelle dissolutezze. Comincio a vivere nei vizi. Comincio a vivermi immergendomi nel peccato. Io non voglio né offendere in questo momento, né giudicare nessuno, ma l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi parla di una questione molto specifica, e non sono io, quindi non prendetevela con me. Se dovete prendervela qualcuno, parlate con Paolo dopo, no? Se non riuscite a parlare con l'Apostolo Paolo, parlate col diacono Paolo, prendetevela con lui. Ma in Prima Corinzi, il capitolo 6, dal versetto 9 in avanti, Paolo dice così:
Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno dei cieli? E poi va avanti, no? Perché chi sono questi ingiusti? E Paolo dice: non vi illudete, né fornicatori. Che cosa significa fornicatori? Tutti quelli che hanno rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. Tutti quelli che abusano o semplicemente fanno uso della pornografia. Queste persone non erediteranno il regno dei cieli, dice Paolo. Vi ripeto, non sono io che lo dico, non prendetevela con me, non uscite di qua con una faccia chiusa verso di me questa sera, ma semmai lasciatevi toccare dallo Spirito Santo. E neanche gli idolatri erediteranno il regno dei cieli. Tutti quelli che adorano qualcun altro che non sia Dio. E quando si parla di idolatria non si sta parlando degli dei, della mitologia, si sta parlando di piccole cose della nostra quotidianità a cui diamo più importanza rispetto che a Dio, cose che mettiamo al primo posto nella nostra vita. C'è chi mette al primo posto il calcio, la squadra del cuore, c'è chi mette al primo posto il vestito nuovo da comprarsi, c'è chi mette al primo posto la serata con gli amici piuttosto che il venire al culto del sabato sera. C'è chi mette al primo posto tante cose rispetto a Dio. Sapete, quando si dice dobbiamo guardare le nostre priorità, no? Questa è una frase decisamente sbagliata, ma proprio grammaticalmente sbagliata, perché non esistono le priorità. La priorità è una, non possono essere tante, no? Se no non si chiamerebbe priorità. Quindi non possiamo avere tante priorità nella nostra vita. Una è la priorità, una è la cosa al primo posto. E chi non ha Dio al primo posto è idolatra, e gli idolatri non erediteranno il regno dei cieli. E come gli idolatri neanche gli adulteri. Non c'è bisogno di spiegare che cosa significa adultero, vero? E come gli adulteri neanche gli effeminati, neanche gli omosessuali. È difficile dire queste cose su un pulpito al giorno d'oggi, no? Ma la Bibbia ci dice questo: gli effeminati, gli omosessuali non erediteranno il regno dei cieli. La Bibbia non sta dicendo che dobbiamo odiare queste persone, assolutamente no, tutto il contrario. Se dovesse essere così, nessuno di noi si dovrebbe salvare, perché Gesù avrebbe dovuto odiare ognuno di noi invece che amarci a tal punto da sacrificare la sua vita per noi. Ma finché una persona è in questo stato, non erediterà il regno dei cieli. E così neanche i sodomiti, neanche i ladri, neanche quelle persone che tengono al denaro più di ogni altra cosa, neanche loro erediteranno il regno dei cieli. Neanche le persone che si ubriacano, che è una cosa così banale quasi al giorno d'oggi, ma chi si ubriaca non erediterà il regno dei cieli. Neanche gli oltraggiatori, neanche i rapinatori, nessuno di loro erediterà il regno dei cieli. Ah, ma oggi viviamo nella grazia, no? Gesù è morto per noi, ci ha liberato, ci ha perdonato tutti i peccati. Sì, Gesù è morto per noi, grazie a Dio viviamo nella grazia, ma tu hai una vita riconciliata con Dio. Perché se tu non hai una vita riconciliata con Dio, questo messaggio è per te. Se tu hai una vita riconciliata con Dio, se tu hai commesso una di queste cose, ma sei pentito di questo, sei a posto, sei libero, sei lavato. Paolo va avanti dicendo: tali eravate voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati e siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Allora sì, se noi siamo riconciliati con Dio, abbiamo una vita con Dio, abbiamo chiesto perdono, ci siamo ravveduti dei nostri peccati, pace fatta. Abbiamo un certificato di adozione che ci porterà nel regno dei cieli. Ma finché noi non abbiamo una vita riconciliata con Dio, ognuna di queste cose, per quanto magari ad alcuni possono sembrare minime, non ci faranno ereditare il regno dei cieli. E se noi stiamo dormendo,
è molto facile che cadremo in alcune di queste cose. Digli ancora alla persona vicino a te: svegliati! Svegliati! Non commettere queste cose. Non commettere queste cose. Un altro uomo, no? Un grande uomo di Dio che si è addormentato è un certo re Davide. Tutti noi conosciamo la storia del re Davide contro Golia, Davide contro i Filistei, Davide che scappa da Saul. Molti di noi si ricordano del peccato del re Davide, no? Che ha visto quella bella ragazza che si faceva il bagno e ha adulterato con questa ragazza, poi ha ucciso il marito di questa ragazza, che tra l'altro era uno dei suoi migliori amici, no? Forse vi ricorderete, o forse no, che Davide non doveva essere nel suo palazzo reale in quel momento. Davide era un re, Davide era uno di quei re che partecipava ad ogni guerra, lui era in prima fila nelle sue guerre, lui guidava il suo esercito in guerra, e la Bibbia ci dice che quell'epoca, quel periodo dell'anno era il periodo delle guerre, ma Davide è rimasto a casa. E la parola di Dio dice un versetto molto specifico in quel momento, che prima che Davide vedesse Betseba farsi questo bagno, lui stava a letto. Si è alzato dal letto, ha fatto un giro nel cortile del palazzo e ha visto questa ragazza. Ma Davide stava dormendo e per questo motivo ha commesso quel peccato. Lui stava dormendo e per questo motivo, perché ha deciso di dormire, non è andato a combattere col suo esercito queste guerre. Davide ha deciso di dormire e non ha compiuto la sua chiamata, non ha compiuto il suo incarico, non ha compiuto quello che era il suo dovere. E per questo motivo, perché ha detto: questa volta mi prendo una pausa dal mio incarico di re guerriero, mi prendo una pausa dalla mia chiamata di andare in guerra a guidare il mio popolo, vado a farmi un bel pisolino. E quando ha fatto un bel pisolino si è ritrovato 2 belle catene del peccato ai piedi. Sapete, l'Apostolo Paolo ci rivela una cosa meravigliosa ma anche altrettanto paurosa nella prima lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 1. Paolo dice: io, Paolo, apostolo per ordine di Dio. Per Paolo essere apostolo non era un hobby, non era un passatempo. Per Paolo essere apostolo, la chiamata che Dio gli aveva dato, era un comandamento, un ordine che Dio aveva dato a lui. Per noi non deve essere diverso. La chiamata che noi abbiamo, la chiamata ministeriale che noi abbiamo, la chiamata come apostoli, come profeti su questa nazione, la chiamata come pastori sul gregge di Dio, la chiamata come pastori nelle nostre case, con i nostri amici, la chiamata come maestri, la chiamata come evangelisti, non deve essere un passatempo. La chiamata che Dio ci ha dato di andare per il mondo, a predicare il Vangelo, a fare discepoli di ogni nazione, a battezzarli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando a loro ogni cosa che Dio ci ha insegnato anche a noi, non deve essere il nostro hobby, il nostro passatempo. Questo è un comandamento, un ordine che Dio ti ha dato. Tutti voi sapete la definizione di peccato. Il peccato è la trasgressione al comandamento di Dio. Ora, se per noi la nostra chiamata è un comandamento, come Paolo diceva che è, quando noi non stiamo compiendo la nostra chiamata, noi stiamo peccando. Noi non siamo diversi da quella lista di peccatori che vediamo in 1 Corinzi 6, che abbiamo appena letto. Non prenderti pausa dalla chiamata che Dio ti ha dato. Non prenderti pause dagli incarichi che Dio ti ha dato. Non prenderti pause dalle cose che Dio ha preparato perché tu compia. Dì ancora alla persona vicino a te: svegliati, svegliati tu che dormi. Se tu oggi stai prendendo una pausa dalla tua chiamata ministeriale, se tu oggi ti stai prendendo una pausa dai doni che Dio ti ha dato,
Se tu oggi ti stai prendendo una pausa da quella chiamata che vediamo in Matteo 28 di andare a fare discepoli, sappi una cosa: questa pausa significa peccato. E non è diverso dall'essere adulteri, fornicatori, oltraggiatori, ladri, avari e tutte queste cose che abbiamo letto. Un altro grande uomo di Dio è il profeta Giona. Dio chiama Giona: Giona, vai a Ninive, vai a predicare per quella grande città, voglio vederli tutti quanti convertiti, voglio vederli tutti sabato sera al culto, tutte quelle persone di quella città. Giona dice: no, Signore, non voglio andare a predicare a quella città, perché so che se io andrò tu li farai convertire tutti e io non li sopporto. Sai cosa faccio? Io mi prendo una pausa da Dio, io salgo su una barca e scappo via da te. Non mi piace quello che mi stai dicendo. Dio, non mi piace quello che stai facendo nella mia vita. Dio, non mi piace quello che stai facendo nella mia casa. Dio, non sono d'accordo con quello che tu stai facendo nella vita dei miei figli. Dio, non sono d'accordo con te perché non hai guarito quella malattia. Dio, non sono d'accordo. Io mi prendo una pausa. Giona sale su quella barca. Arriva una tempesta gigante, ma sapete cosa stava facendo Giona durante la tempesta? La Bibbia ci dice che Giona stava dormendo e dormendo profondamente dentro la barca. Anche lui, come gli altri, si era addormentato. Si è preso una pausa da Dio e si è addormentato. Non sapete quante persone, quanto non sapevo se piangere o se ridere quando mi dicevano queste persone, mi hanno detto in questi anni, ma non da quando sono pastore, da ancora prima, ho sentito persone che dicevano: sono stanco, devo prendermi una pausa dalla chiesa. No, non vi è mai capitato di sentire qualcuno che dice questo? O magari ti è capitato anche di dirlo: sono stanco, devo prendermi una pausa dalla chiesa per ricaricarmi le forze. Allora non vado più in chiesa. Sapete come funziona? C'è un'equazione nella Bibbia che dice: avvicinati a Dio e Lui si avvicinerà a te. Questa equazione non dice allontanati da Dio e Lui si avvicinerà a te. E così è quello che ha fatto Giona. Giona si è allontanato da Dio e si è ritrovato dentro un serpente. Ora pensate: ah sì, ma Dio ha fatto tutto, è pianificato perché Giona tornasse. No. Dio avrebbe lasciato Giona dentro quel scusate, ho detto serpente, dentro quel pesce, grazie. Dentro quel pesce, era un'anaconda, quella del film gigante, no? Era un pesce. Dio avrebbe lasciato Giona dentro quel pesce per tutto il tempo che sarebbe stato necessario, ma c'è scritto nel libro di Giona che a un certo punto Giona fa una preghiera e Giona dice: quando io pensavo di ormai essere fritto, io mi sono ricordato del mio Dio. È stato Giona che si è riavvicinato a Dio e allora Dio l'ha tirato fuori dal pesce. Ma quando noi ci allontaniamo da Dio, non pensate che Dio vi restaurerà le forze, che Dio arriverà da voi magicamente, torni in chiesa con i superpoteri dello Spirito Santo. Non è così. Quando tu ti prendi una pausa da Dio, la pausa può essere molto lunga, perché sta soltanto a te poi tornare ai suoi piedi. Tutte queste persone che si sono prese pause nella loro vita sono persone che hanno dormito spiritualmente. Abbiamo visto che il dormire spirituale, la Bibbia lo paragona alla stessa morte, o quantomeno è qualcosa che può portare alla morte spirituale. Ma grazie a Dio noi abbiamo una promessa che lo stesso Dio rivolse al tempo di Salomone. Cantavamo anche una canzone su queste parole. Purtroppo John non la conosce, quindi non la possiamo cantare. Ma Dio disse così a Salomone: sappi che se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca il mio volto e torna indietro dalle sue vie malvagie. Sapete cos'è la promessa di Io
lo ascolterò dal cielo. Io lo ascolterò dal cielo. Io perdonerò il suo peccato. Io guarirò il suo paese. Forse oggi tu ti stai prendendo una pausa che ti ha portato a un sonno. Ma Dio ha una promessa. Se tu ti umili, se tu vai ai piedi della croce, se tu cerchi il volto del Signore, se tu torni indietro dalle tue vie malvagie, se tu torni indietro da tutte queste cose che abbiamo visto fare a queste persone e che magari anche tu oggi stai facendo, se tu chiedi perdono a Dio e chiedi a Lui di riconciliarsi con te, Lui ti ascolterà dal cielo. Lui perdonerà il tuo peccato. Lui ti guarirà. Abbiamo visto questa mattina che cos'è il risveglio. Il risveglio non è semplicemente il sentire la presenza di Dio. Il risveglio, noi non viviamo un risveglio quando noi veniamo in chiesa e è toccante una lode potente e noi sentiamo la presenza di Dio. Questo non è il risveglio, questo può essere un inizio del risveglio. Come è un inizio del risveglio il ravvedimento che abbiamo appena detto, il ravvedimento di quando noi torniamo indietro dalle nostre vie malvagie. Ma questo non è il risveglio. Noi capiamo che abbiamo vissuto un risveglio quando noi diventiamo totalmente dipendenti da Dio, quando noi non riusciamo a dormire la sera senza aver pregato, quando noi non riusciamo a passare una giornata senza aver letto la parola di Dio per confortare il nostro cuore e fortificare le nostre vite, quando noi non riusciamo ad andare in questo mondo senza predicare il Vangelo. Io mi ricordo di Giacomo e Giordano quando erano all'inizio della loro fede, che volevano andare in piazza Bra, portarsi dietro le casse della chiesa col microfono e predicare ravvedimento sulle persone di Verona. Mi ricordo anche che erano stati fermati, no? Mi ricordo di un pastore che era di un'altra chiesa, che disse loro, non so se l'aveva detto a loro, comunque io avevo sentito questo discorso, aveva detto: ma siete pazzi, no? Non dovete fare questo, non dovete fare questo, perché le persone hanno già tanti problemi. Perché dovreste andare da loro a mettergli un problema in più? Andrete all'inferno se non vi convertite. Questo è un problema in più che gli metterete. Posso dirvi oggi che se tornassimo indietro nel tempo, io vi metterei un microfono in mano per andare a predicare in piazza Bra, e lo metterei a chiunque avesse questo desiderio, perché non c'è un problema più grande nella vita di un uomo o di una donna che andare all'inferno per l'eternità. Non c'è un problema più grande nella vita di un uomo o di una donna che passare il resto della vita nello stagno di fuoco e zolfo con Satana e i suoi demoni. Questo è il problema più grande che noi potremo passare. È il problema: non riesco a pagare l'affitto, non riesco a pagare il mutuo, la mia macchina si è rotta, sono senza lavoro. Questi problemi non sono niente in confronto a quello che noi vivremo nell'eternità se Dio non sarà dentro di noi. Noi ci chiamano quelli che predichiamo il Vangelo del terrore, no? Noi evangelici siamo quelli che predichiamo il Vangelo della paura, perché noi predichiamo l'inferno, cosa che purtroppo altre denominazioni cristiane non fanno, forse per paura di perdere i fedeli. Ma se noi non predichiamo che esiste un inferno e che le persone che non hanno lo Spirito Santo in sé, che non hanno ricevuto quel certificato di adozione con cui entrare nel regno dei cieli, andranno in quel luogo, noi stiamo togliendo la più grande verità a queste persone. Non è la paura che dovrebbe attaccarci a Gesù, ma dobbiamo sapere quello che ci succederà se noi non ci attaccheremo a Lui. Dobbiamo sapere quello che ci succederà se noi continuiamo a trasgredire i comandamenti di Dio. Dobbiamo sapere quello che ci succederà se noi continueremo a essere ladri, avari, omicidi, bugiardi, gelosi, invidiosi, oltraggiatori, fornicatori, adulteri. Dobbiamo sapere quello che ci succederà se noi continueremo a vivere una vita in questo modo,
senza mai riconciliarci con Dio. Tutti dovrebbero saperlo, per poi poter fare la loro scelta, mettere in azione il loro libero arbitrio, no? E dire ok, forse sarebbe meglio cercare questo Gesù, conoscere questo Gesù e vedere se posso passare l'eternità insieme a Lui. Noi parliamo di risveglio, abbiamo parlato di risveglio, ma non si può parlare di risveglio se prima di un risveglio non c'è un ravvedimento, se prima del risveglio non c'è un pentimento vero. E dopo di questo, allora sì, andiamo svegli, potenti, ripieni della potenza dello Spirito Santo a spaccare questo mondo. Dopo sì, anche perché come abbiamo detto questa mattina, il risveglio, miei cari fratelli, mie care sorelle, non è per noi. Non è per noi che viviamo un risveglio, noi viviamo un risveglio per quelle persone che sono là fuori. Ho cominciato parlando di Eutico, Atti capitolo 20. Eutico cade dal terzo piano della casa perché non era un cristiano posizionato e si è addormentato. Casca giù per terra e la Bibbia ci dice era morto. Soltanto che poi la Bibbia ci dice un'altra cosa. Voglio leggervi quello che dice Atti capitolo 20, versetti 9 e 10. Un giovane di nome Eutico che stava seduto sul davanzale della finestra fu colto da sonno profondo poiché Paolo tirava in lungo il suo dire. Egli, sopraffatto dal sonno, precipitò giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Certificato dell'obitorio, deceduto. Versetto 10. Ma Paolo scese, si gettò su di lui e abbracciatolo disse: non vi turbate, perché la sua anima è in lui. Ora noi possiamo capire, anche se non c'è scritto letteralmente, che in questo momento c'è stato un miracolo di resurrezione nella vita di Eutico. Solo che questo miracolo di resurrezione è avvenuto semplicemente dopo che Paolo ha fatto una cosa. È uscito dalla chiesa in cui si trovava, è andato a abbracciare la persona che era morta spiritualmente. Il risveglio non è per noi. Il risveglio dobbiamo viverlo, sì, dobbiamo viverlo, ma dobbiamo viverlo per uscire dalla chiesa, come fece Paolo, e andare ad abbracciare quelle persone che sono morte spiritualmente, per portare la resurrezione nelle loro vite. Tutti noi sappiamo che la Bibbia non è stata scritta in capitoli e in versetti, la suddivisione è stata fatta molto successivamente. I versetti che noi abbiamo letto, che sono stati i versetti che hanno accompagnato il Fusion Camp, Romani 13, 11, sono versetti che sono all'interno di altri due testi. Il testo precedente ci parla dell'amore per il prossimo. Il testo successivo ci parla dell'amore per il prossimo. Quello che sta in mezzo non è un versetto a parte, non è una parte a parte. Quello che sta in mezzo semplicemente ci sta dicendo: svegliatevi, svegliatevi, perché il vostro prossimo ha bisogno di voi. I ministeri che Dio dà alla Chiesa non sono per voi, sono per la Chiesa. I doni che Dio dà ad ognuno di noi non sono per noi, sono per gli altri. Gesù Cristo è sceso sulla terra e è salito in croce non per Lui, lo ha fatto per gli altri, lo ha fatto per noi. Il risveglio non è per noi, il risveglio è per gli altri. Il risveglio è per uscire dalle porte della Chiesa e andare a abbracciare chi oggi sta dormendo spiritualmente, chi oggi vive con delle catene ai piedi, chi oggi ha bisogno di resurrezione nella sua vita. Amen. Puoi dire alla persona vicina a te: svegliati, con più forza adesso, perché la predica è finita, quindi puoi sfogarti e dire: svegliati, svegliati tu che dormi, vivi questo risveglio e cambia questo mondo nel nome di Gesù. Amen. Possiamo chiamare il gruppo di lode, alzarci in piedi per lodare il Signore.
affinché Dio provochi una trasformazione nelle nostre vite, una trasformazione che faccia desiderare ad ognuno di noi questo risveglio. Io in questo momento voglio pregare per voi. Io ti invito a chiudere i tuoi occhi e mettere la tua mano sul tuo cuore. Tu che oggi senti che stai passando per un momento in cui stai vivendo una pausa spirituale. Tu che oggi senti che stai passando per un momento in cui stai vivendo magari una pausa da Dio per le restrizioni che Lui mette nella tua vita. Perché non vuoi vivere senza lasciarti il lusso, concederti il lusso di qualche peccatino. Perché dici, io non ce la faccio a vivere con queste restrizioni dei comandamenti. Io non ce la faccio a vivere con queste restrizioni che Dio mi dà. E allora mi sono preso una pausa. Tu che stai vivendo questo, io in questo momento pregherò per te. Ma prega anche tu se vuoi vivere questo risveglio. Un vero cristiano non è colui che aspetta la preghiera del pastore, la preghiera del leader. Un vero cristiano è colui che ha intimità con Dio e che può pregare per le sue situazioni. Prega per te in questo momento, tu che stai passando per tutto questo ma che vuoi vivere un risveglio nella tua vita. Tu che oggi stai passando per una situazione in cui ti senti, stai vivendo una pausa dalla tua chiamata, stai vivendo una pausa ministeriale nella tua vita, non vuoi avere un compromesso con Dio e con la sua opera. Io voglio pregare per te in questo momento. Tu che oggi molto più semplicemente ti sei preso una pausa da Dio perché ti sei sentito offeso, deluso o per qualsiasi altro motivo, io voglio pregare per te. Chiudi i tuoi occhi, metti una mano sul tuo cuore. In questo momento pregheremo ancora una volta affinché Dio possa risvegliare le nostre vite, affinché Dio possa ascoltare le nostre preghiere, affinché Dio ci aiuti a tornare indietro dalle nostre vie malvagie, affinché Dio perdoni i nostri peccati, affinché Dio guarisca le nostre anime. Amen. Padre, nel nome di Gesù, io voglio pregarti in questo momento, Signore, ringraziandoti per tutto quello che tu hai ministrato questa sera alla tua Chiesa. Io credo, Signore, che questa sera una trasformazione possa avvenire attraverso l'azione sovrannaturale del tuo Spirito nei cuori e nelle vite delle persone che sono qua e che hanno questo desiderio di umiliarsi davanti alla tua croce, che hanno questo desiderio di cercare il tuo volto e che hanno questo desiderio di tornare indietro dalle loro vie che le hanno portate a vivere una pausa spirituale, che le hanno portate a vivere un sonno spirituale. Signore, per tutte quelle persone che oggi stanno vivendo una situazione di peccato, perché hanno voluto prendersi una pausa da te per le restrizioni che tu hai messo alle loro vite, per questi comandamenti che hanno sentito troppo pesanti nei loro cuori, io ti prego, Padre, in questo momento, libera, Signore, da ogni situazione che porta queste persone a essere lontane da te. Libera dal desiderio di fornicazione, di adulterio, libera dal desiderio di immergersi nei vizi, libera dall'idolatria, libera, Padre, in questo momento attraverso l'azione del tuo Spirito da ogni desiderio della carne che vive nei nostri cuori e che ci porta a vivere lontani, dormendo spiritualmente dalla tua presenza. Padre, io ti prego per quelle persone che oggi qua stanno vivendo una pausa ministeriale, che si sono presi una pausa e stanno dormendo, non stanno compiendo, Signore, la chiamata che tu ci hai dato di andare a fare discepoli, non stanno rispondendo, Signore, alla tua chiamata di quando hai detto: chi manderò, chi andrà per me. A quelle persone che hanno deciso: Dio, io prendo una pausa. Padre, in questo momento io ti chiedo che tu possa risvegliare questi cuori, che tu possa dare animo a queste vite, affinché, Signore, attraverso di loro noi possiamo vedere ancora molte persone raggiungere il regno dei cieli, affinché attraverso la loro voce, attraverso il ministero che tu hai dato a loro, noi possiamo vedere persone inginocchiarsi davanti a te, confessando i loro peccati e confessando che tu sei Signore sulle loro vite. Padre, io ti prego di restaurare, Signore, i cuori di queste persone, forse rotti da una delusione, forse rotti, Signore, lontani da te per qualsiasi motivo. Padre, nel nome di Gesù, porta una situazione nelle loro vite affinché loro si riavvicinino a te. Nel nome di Gesù, Signore,
nel nome di Gesù. Questa chiesa non deve essere una chiesa che dorme, ma deve essere una chiesa sveglia per uscire da quella porta e predicare il Vangelo, per uscire da quella porta e predicare il ravvedimento, per uscire da quella porta e predicare il messaggio della croce, per uscire da quella porta e andare a abbracciare ogni persona che oggi sta dormendo o sta morendo spiritualmente. Non desideriamo questo, Padre. Dacci la forza del tuo spirito, dacci la forza e il fuoco che viene da te. Ravviva e risveglia questa chiesa affinché mediante la potenza dello Spirito Santo che scende dal cielo noi possiamo cambiare questo mondo per il tuo onore, per la tua gloria, e che tu sia glorificato nella chiesa e in Cristo Gesù nei secoli dei secoli. Amen. Aspetto qui, la mia porta l'ho chiusa per te. Sono qui, ti aspetto, vieni, fai quello che vuoi. Ho già il cuore pronto per te. Ti prego, vieni più oggi qui. Ti dono tutto ciò che ho e sono, e anche chi non sono. La tua presenza è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Aspetto, vieni, fai quello che vuoi. Ho già il cuore pronto per te. Ti prego, vieni, riempi oggi qui. Ti dono tutto ciò che ho e sono, e anche qui non sono. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Già mi basta. Tu sei qui, Dio, tu sei qui, vicino a me. Dio, tu sei qui, vicino a me.
mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Fammi restare qui con te. Dio, tu sei qui, tu sei qui. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Per dirti che la tua grazia. ancora solo la chiesa. Io voglio la tua presenza, desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia, per dirti la tua grazia Chiedi la sua già mi presenza, la presenza del basta. Signore. Io voglio la tua presenza, La tua presenza è già qui nel Signore. è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce a te. La tua grazia già mi basta. Gesù, io alzo la mia voce a te per dirti che la tua grazia già mi basta, già mi basta. La tua presenza è qui, Signore. Possiamo sentire. Grazie per la tua presenza. Tu sei qui, Signore. La tua presenza, Tu sei qui. la tua presenza, la tua presenza. È la tua presenza, la tua presenza. La tua presenza, è la tua presenza, la tua presenza, la tua presenza. Tu sei qui
abbiamo più detto durante questi giorni al Fusion Camp è stato non essere soltanto un osservatore, ma si partecipe di ciò che Dio sta facendo. Dio ha versato tanto il suo spirito in mezzo a noi in questi giorni e noi vogliamo versare un po' dell'unzione che Lui ha versato nella nostra vita, nella vostra. Apri la tua bocca, comincia ad adorare, comincia a chiamare la sua presenza sulla tua vita, comincia a chiamare, comincia a chiedere la sua presenza, per chi chiede riceve. E questa sera tu uscirai di qua pieno, pieno, pieno della sua presenza. Spirito Santo, Spirito sei qui, Dio, tu sei qui, vicino a me. Dio, tu sei qui.
terminare il culto, fratelli. Ma poi, prima che si riaccendano le luci, dare un abbraccio alla persona vicina a te, quell'abbraccio alla Paolo, quell'abbraccio che risveglia anche gli animi più morti, gli animi più dormienti. Dai quell'abbraccio con gioia, con forza, con vigore. Dai quell'abbraccio che fai sentire la presenza di Dio alla persona vicina a te. Non lasciare nessuna persona in questo luogo senza ricevere un abbraccio da Dio in questo momento. Possiamo accendere le luci.
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio. Pelos séculos dos séculos, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória.
é santo. Santo, 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 Ele é santo. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém.
Poderoso é o Senhor nosso Deus, só Ele é. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare. Non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto. Farò scorrere dei fiumi nella steppa. Grandi cose stanno arrivando per questa città. Grandi cose stanno arrivando in questo paese. De hoje em diante, Da oggi in avanti se inicia uma nova história nesse lugar. inizia una nuova storia in questo luogo. Eu separei esse lugar Ho separato questo luogo para construir uma nova per história costruire una nuova storia. dessa igreja. In questa chiesa Novas canções serão criadas e cantadas. nuove canzoni saranno create e A cantate. Itália conhecerá L'Italia conoscerà que aqui nesse lugar che qui in questo luogo tem o meu espírito. c'è regna lo Spirito. Eu vou usar cada um de vocês. Io userò ognuno di voi, Encherei vocês com meu espírito. vi riempirò col mio spirito. Vocês serão minhas testemunhas nesse Sarete lugar. i miei testimoni in questo luogo. Através de vocês pregarei o evangelho aqui. Attraverso di voi predicherò il Vangelo. As pessoas serão Le salvas. persone saranno salve, As pessoas serão batizadas no Espírito Santo. saranno battezzate con lo Spirito Serão Santo, curadas. saranno curate, Famílias serão libertas. famiglie liberate, Pessoas serão levantadas dos leitos de hospitais. persone alzate dal letto dell'ospedale. Essa será a canção nova desse lugar. Questa sarà la nuova canzone di questo luogo. Jovens, Giovani, eu chamei vocês porque vocês são fortes. vi ho chiamato perché siete forti.
E será vocês que vão revolucionar essa E cidade. sarete voi a rivoluzionare questa città. Ninguém vai dizer o que você tem que fazer ou o que você é. Nessuno ti dirà cosa devi fare o chi sei. Porque já está escrito na Bíblia quem é você e o que você vai fazer. Perché c'è già scritto nella Bibbia chi sei tu e cosa farai. Você é meu filho e em você coloquei o meu espírito. Tu sei mio figlio e in te ho messo il mio spirito. Serão as minhas direções que você vai seguir. Saranno le mie direzioni che seguirai. Não o que o mundo diz, Non ciò che il mondo dice, mas o meu espírito. ma il mio spirito. Grandes coisas estão chegando. Grandi cose stanno arrivando. Alargue as tendas, pastor. Allarga le tende, pastore. Já pense um novo projeto para essa igreja, porque vai ficar pequeno. C'è già un nuovo progetto per questa chiesa per chi rimarrà qua. Não cheia de gente vazia, Basta persone vuote, gente cheia do Espírito Santo. persone piene dello Spirito Santo di Dio. Jovens famintos, Giovani affamati, sedentos assetati, de estar pertinho de Jesus, di stare vicino a Dio, de conhecer o Espírito Santo. di conoscere lo Spirito Santo. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Tu sei qui vicino a me, Dio, tu sei qui vicino a me, Dio, tu sei qui vicino a me, fammi restare con te. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui. Fammi restare. Amen. Allora ci sarebbero da dare gli avvisi, ci sarebbero da fare le decime, le offerte. Ho chiesto a qualcuno di farlo qua, ma tutti si sono rifiutati. Facciamo così per cambiare un po' il clima. C'è un video, no? C'è il video riassuntivo del Fusion Camp di questi giorni. Chiedo di spegnere le luci, così possiamo passare questo video. Per me è stata un'esperienza molto bella perché ho visto Dio manifestarsi in una maniera incredibile e persone che non avevano mai sperimentato questa cosa, questa esperienza, hanno vissuto quello che la Bibbia diceva, che lo Spirito Santo li avrebbe toccati e li avrebbe riempiti. Mi ricorderò di questo giorno per sempre perché è stato uno dei 3 giorni più belli della mia vita. Ho sentito molto la presenza di Dio. Quello che mi è rimasto nel cuore è stata la presenza dello Spirito Santo in tutti i momenti, cioè è stato bellissimo. La mia esperienza è stata molto bella, ho divertito abbastanza, ho conosciuto un bel parola di Dio, ho lasciato un po' di peccati nel fuoco e spero che adesso non farò più. Una bella cosa che mi ha insegnato suonare la chitarra, mio amico John.
porterò sempre a cuore quando hanno pregato per me e sono stata battezzata nello Spirito. Porterò a casa con me a Verona il ricordo di questi 3 giorni, ho passato con tante persone che non pensavo mai che sarei un giorno riuscito a parlare, e la cosa che mi ha toccato di più è stata giusto sentire appunto la presenza dello Spirito Santo in un modo molto più diverso, molto più intenso, tra virgolette. Ok, no, aspetta, ricordi. La roba che mi ha... La cosa che mi ha toccato di più il cuore... Lo tagli dopo? Vai. La cosa che mi ha toccato di più il cuore è stato quando ero in mezzo a tante persone e mi ha toccato lo Spirito Santo in un modo speciale. E sicuramente ho rafforzato molte amicizie e mi porterò a casa un ricordo dello Spirito Santo. Una delle esperienze più grandi che ho avuto qua su questo accampamento è proprio la sensazione di questi 3 giorni avere persone che si importano con me. Quanto è bello avere un momento di comunione con tutti, e questo è proprio gratificante. Ciò che mi ha toccato tanto è sapere che ogni culto c'era stato la presenza di Dio, e questo noi porteremo a casa. L'esperienza più commovente che ho vissuto in questo Fusion Camp è stata il battesimo con lo Spirito Santo. È una cosa che mi porterò non solo in questi giorni ma per tutta la vita. È stata l'esperienza più bella e sicuramente rimarrà marcata nel mio cuore per sempre. La cosa che mi porterò da questa esperienza è una maglia affumicata, e poi dopo anche una bella esperienza da ricordare, perché è stato molto divertente passare del tempo con tante persone diverse, soprattutto anche alcune nuove da conoscere, e alcuni amici che sono stati anche molto divertenti, soprattutto durante la notte. Porterò a casa degli amici nuovi e un rapporto migliore e anche un'intimità migliore con Dio. La cosa che mi porterò nel cuore sicuramente dopo questi 3 giorni è sicuramente la profondità e l'intimità che Dio mi ha fatto percepire ancora di più grazie a questi momenti passati assieme, ai nostri leader, ma non solo, a tutto il gruppo dei giovani. Devo dire che veramente è stato un Fusion Wake Up che ha veramente dato un risveglio non solo a me ma a tutta questa generazione, e sicuramente questa è una delle cose principali che mi porterò a casa. L'opera di Dio è come Lui ogni giorno ha dato risposte a domande a cui a volte io cercavo di metterle. Ogni giorno ha risposto con puntualità ad ogni minimo dettaglio. Mi sono piaciuti tanto perché 3 giorni ma abbiamo fatto tante robe, tipo il fuoco che è stato molto bello, siamo stati tutti insieme, o tipo nascondine in casa nel buio, è stato molto bello. Poi anche i culti sono stati molto belli perché abbiamo sentito la presenza di Dio in mezzo a noi, e veramente è stato molto bello. La cosa che più mi ha toccato nel cuore è stata la presenza dello Spirito Santo su di noi, e quando pregavamo, quando Gilson pregava, quando cantavamo anche, quando facevamo la lode. Mi è piaciuto tantissimo il Fusion Camp. La cosa che mi porterò dietro da questa esperienza è il modo in cui lo Spirito Santo è venuto su di noi, ogni culto, il modo in cui Dio ha usato ognuno di noi nelle aree che meno ce l'aspettavamo. E sicuramente mi porterò dietro ogni risata, ogni scherzo, ogni confidenza. È stato veramente fantastico e non vedo l'ora di rifarlo. A minha experiência aqui nesse acampamento, acredito que foi a presença do Espírito Santo, que eu pretendo levar como constância no meu dia a dia, como a união entre todos nós aqui, as amizades que eu fiz aqui, como é fácil carregar a cruz com todas as pessoas que estavam cheias di Spirito Santo. La parte che più mi è piaciuta qui sono stati tutti i giorni. È stato molto bello conoscere nuova gente, comunque essere in comunione con tutti. E secondo me tutti quelli che sono venuti qui sicuramente qualcosa è successo. Ne sono convinta, tutti. Quindi venite al prossimo a Caps. Amen. Questa è la testimonianza di alcuni dei nostri giovani adolescenti del Fusion Camp, quindi venite al prossimo Fusion Camp, ma sarà tra un anno. Per la gioia di Gilson e Vanessa sarà di 1 settimana, abbiamo detto, non di 3 giorni. Ma intanto domenica prossima ci sarà il Fusion senza camp, quindi non mancate al Fusion di domenica prossima col pre-Fusion come sempre, e poi il Fusion. Non è questo, comunque non c'è problema. Immersione.
Questo qua, ok, già fatto. Immersione. Facciamo presentare all'Andrea. Allora, oggi sono un po' così. Sono alleluiata, come dico. Quando torniamo del camp siamo alleluiati. Questa è un'immersione perché Dio ha tanto da fare nella vita dei nostri bambini e vogliamo preparare una giornata. Io e Enrico saremo qua con loro, preparare di un progetto che Dio ha messo. È un progetto nuovo, un progetto al di là della nostra aspettativa, che rivoluzionerà la vita dei nostri bambini e come in modo che noi lavoreremo con i bambini nella chiesa. Sarà qualcosa di veramente nuovo e chiedo di cominciare a pregare già, perché il Signore ha tanto da versare sulla vita dei bambini. Ha tanto per versare sulla vita dei bambini. E noi vedremo qua non soltanto giovani che saltano nella presenza del Signore, ma anche bambini che saltano nella presenza del Signore. Io sono sicura di questo. Amen? Quindi 10 giugno, dalle ore 9 di mattina fino alle 18 saremo qua per un tempo con Dio. Un tempo con Dio. Non un tempo di giochi, ma un tempo con Dio, con i nostri bambini. Amen? Amen, bambini? A confermare questa giornata, no? Tante volte si può pensare, ma i bambini bambini cosa c'entrano con un tempo di presenza dello Spirito Santo, no? E invece proprio questa sera, pochi minuti fa, una delle immagini che mi porterò dietro di questo culto, che sicuramente saranno tante, visto che abbiamo parlato di cosa ci porteremo dietro del Fusion Camp, ma cosa ci porteremo dietro del culto di questa sera è stato che a un certo punto ho guardato di là e ho visto la nostra sorella Daisy che abbracciava Isadora, completamente in lacrime, piena, toccata dallo Spirito Santo. Quindi penso che questa immersione non sia una perdita di tempo per i nostri figli, ma qualcosa di molto importante. Non fate mancare ai vostri figli questo appuntamento, che sarà il primo di qualcosa di grande che Dio vuole fare a partire da loro. Amen? C'è il Fusion Santità, quindi domenica prossima, il 7 luglio, e abbiamo un altro avviso, l'abbiamo già dato la settimana scorsa per preannunciarlo. Comunque abbiamo le iscrizioni aperte ai battesimi di fine estate per il discepolato, quindi chi vuole battezzarsi, lo sapete già, parlate con me, con l'Andrea, o anche semplicemente chi vuole sapere un po' di più sul battesimo. Siete stanchi, 10:30, la settimana scorsa abbiamo fatto 10:30, anche questa settimana, mamma mia, guai a noi. Guai a noi. Allora vi invito ad alzarvi in piedi, facciamo un momento di decime, di offerte. Tu che hai portato la tua decima questa sera, in questo momento sei benvenuto a portarla. C'è la nostra missionaria Kata là dietro con la macchinina per aiutarti se vuoi fare la tua offerta con il POS, con la carta, in questi modi per agevolare. Non è per chiederti più soldi, puoi dare dai 50 centesimi in su, tutto quello che vuoi, è semplicemente per aiutarti in questo modo. Tu che hai portato la tua primizia, altrettanto sei benvenuto a farlo in questo momento, ma se Dio ti ha toccato di portare un'offerta questa sera, questo è il momento per portare questa offerta, che sia fatta con gioia. Noi abbiamo vissuto la gioia di Dio in questa giornata, in questa serata. Io oggi in realtà questa gioia l'ho vissuta piangendo, perché ho pianto da stamattina alle 9 fino a stasera alle 10:30 praticamente. Si dice che il pianto può durare una notte, il mio pianto è durato mattina, pomeriggio, sera, tutto il giorno. Ma arriverà la gioia. È stato un pianto di gioia. Amen. Preghiamo per le nostre decime, per le nostre offerte. Tu che vuoi offertare con gioia la casa del Signore in questo momento, sei benvenuto a farlo. Padre, nel nome di Gesù, io ti chiedo, Signore, di consacrare ogni nostra decima, ogni nostra offerta, ogni nostra primizia, affinché possa portare sostento nella tua casa. Nel nome di Gesù, Signore, che tutto ciò che oggi verrà portato sia portato con gioia, come adorazione a te, e che possa essere usato al meglio per la tua opera. Per questo io ti prego e ti ringrazio, perché so già che stai benedicendo ogni famiglia qua presente, nel nome di Gesù. Amen. Posso ascoltare il suono dei fiori
ultima cosa, dopo, anzi non è vero, non è l'ultima cosa, c'è ancora da fare, ma prima di terminare il culto, accendiamo le luci un attimo, please. Squadra gialla di là, squadra blu di qua, Gilson e Vanessa qua sopra, con il risultato finale. Ehi là! Ah? No, non ho una squadra, sono neutro. Io sono giallo o sono blu? Non lo so. Ma come mai non sono niente? Giallo? È blu, ha detto così, è blu, vai là, vai. Va bene? Sono blu? Sono blu? Va bene. Io so il risultato, eh? Quanti siete qua? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giusto? Ci sono 9. Qua quanto ci sono? Calma. Il risultato parziale, quello che abbiamo fatto là, c'era una differenza di 2 punti. C'era una squadra, c'era 23, l'altra c'era 21. Questa quale squadra qua? Gialla. Ci sono 9. Fammi vedere. 1. Ah, c'è Alex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, giusto? Gialla 11. Calma ragazzi, non si agitare. Non ho neanche voce da parlare adesso. Non riesco neanche a parlare. Ok, 11, giusto? Giallo, più 11, va bene. E qua, quanti sono? Fammi vedere. 1, 2, 3. Oh, come? Io non come? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, giusto? 12 com'è? Va bene. 12. 23 con 11. 34. 34. 21 con 12. 33. Però, calma, io sono blu. 34 con 34. Siamo a pari. Vieni a vedere. Sì, sei giallo. Tu sei giallo, io sono blu. Ragazzi, mamma mia, non litigare, ma cosa abbiamo imparato là? Vai dar briga qui. Mamma mia. Si è contato 2 volte lui, mi sa, siamo un punto in meno. Due volte si è contato lui. 3, 6, 9, 10, 11. 11 con lui. 11. Voi quanto siete? 21 voi? Ha vinto la squadra gialla. Ha vinto la squadra gialla! Bravi gialli! Adesso deve chiedere cosa abbiamo vinto. Cosa abbiamo guadagnato? Il premio cos'è? Auguri! Complimenti, è così che si dice. I vostri peccati sono perdonati. A me
I gialli hanno vinto questi 3 giorni di accampamento. Bravi gialli, bravi gialli. Stiamo per finire, ma non abbiamo finito. John alla chitarra, Eto alla voce. Tanti auguri alla famiglia Migliorini al completo e a tutti quelli che hanno fatto i compleanni in quest'ultima settimana. Gabi, João. C'è qualcun altro che ha fatto gli anni quest'ultima settimana? Che non siamo a conoscenza ma dovremmo saperlo per fare gli auguri? Non è vero? Qualcun altro? Nessuno? Nessuno? Ci alziamo in piedi, allora stendiamo le nostre mani per benedire la vita di Gabi e di João e preghiamo affinché Dio possa benedire questo nuovo anno di vita. Amen. Padre, nel nome di Gesù ti prego per Gabi, ti prego per João, Signore, per questo nuovo anno di vita che gli hai concesso. Io ti chiedo, Signore, che le migliori benedizioni dal cielo possano riempire la vita di questi 2 fratelli, Signore, che sono una benedizione per tutta quanta la Chiesa, per tutte le famiglie qua presenti, per il tuo regno su questa terra. Benedici Gabi, João, questo nuovo anno con pace, gioia, salute e realizzazioni dal cielo nella loro vita. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Allora che le stesse benedizioni possano riempire la settimana di tutti quanti noi, che le stesse benedizioni possano ricoprire ogni casa qua rappresentata e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutta la Chiesa e come uno in Cristo possiamo dire Amen! Topi.